Grazie Carola, buongiorno a tutti. Ho trovato molto interessante per uscire il tuo quadro, mi è piaciuto. No, devo dire che anche dal nostro punto di vista lo sviluppo dell'impresa sociale con un ruolo attivo delle fondazioni, in questo caso di legge bancaria, per la facilitazione di questo sviluppo è una sfida importantissima. Noi ci stiamo impegnando parecchio, dirò dopo in che termini. E quindi arriverò anch'io a parlare nei prossimi minuti di questo aspetto. Mi piacerebbe però partire un po' a monte ragionando sulle motivazioni per cui una fondazione di origine bancaria, ma in generale un'istituzione filantropica, ha senso che si occupi di questo argomento. E lo farei ragionando sul ruolo che le fondazioni negli ultimi anni hanno realizzato, hanno svolto e su un nuovo ruolo che secondo me dovrebbero realizzare. Allora, partiamo dalla storia degli ultimi 10-15 anni. Le fondazioni più grandi in Italia, voi l'avrete intercettato in qualche modo, si sono messe molto in gioco come agenti di innovazione. Perché le fondazioni sono focalizzate sull'innovazione come luogo dove potevano dare un valore aggiunto specifico? Perché contemporaneamente gli enti pubblici preposti all'erogazione di vari servizi hanno fatto e fanno fatica a occuparsi di innovazione. Dico una cosa scontata, ma è bene capirla bene, no? Fanno fatica perché l'innovazione significa rischio, significa magari lavorare su scala piccola quando un ente pubblico è tenuto invece a erogare in modo universale i propri servizi, significa sostenere dei costi in fase iniziale per una potenziale riduzione dei costi sul lungo periodo, cosa che non è facile da giustificare con un bilancio di tipo pubblico. E quindi questo è il motivo per cui le fondazioni hanno giocato il ruolo di agenti di innovazione. Il modello classico dell'innovazione sociale era quello della ideazione di un nuovo modo di erogare un certo servizio, la sperimentazione su scala locale, la valutazione rigorosa dei risultati e poi un famoso quarto step che era quello della estensione del servizio nel caso in cui si fosse dimostrato funzionale. Questo quarto step non ha funzionato. Le sperimentazioni locali innovative difficilmente bussando alla porta della regione, del consorzio socioassistenziale, dell'ASL, eccetera, venivano prese e implementate su larga scala. Perché questo? Per due motivi. Uno è la difficoltà degli enti pubblici che in questo momento sono concentrati nel tenere in vita quei servizi che erano in grado di erogare in particolare nel settore del welfare, ma non solo, pensiamo anche al settore culturale, in anni più ricchi ed oggi sono in difficoltà a tenere in piedi a fronte da un lato di una riduzione di risorse, ma io vorrei anche sottolineare che le risorse del welfare pubblico sono molto rilevanti, è bene che continuino ad esserlo e continuano ad esserlo, ma c'è un incremento della domanda che ha fatto sì che ci sia una disparità fortissima, per cui difficoltà degli enti pubblici a innovare, a estendere soluzioni innovative. E poi c'è un secondo problema in questo modello, che il cambiamento sociale non è solo un problema complicato, non è una procedura da applicare sul territorio X e sul territorio Y con la certezza che questa funzioni. Il cambiamento sociale è un problema complesso, perché di mezzo ci sono le persone. Le persone sono i beneficiari finali, ma sono gli operatori, sono le istituzioni del territorio, eccetera. Quindi una ricetta che si è dimostrata funzionare in una città o in un territorio non è detto che funzioni in un altro. Le fondazioni quindi si sono sentite chiamare in campo anche su questo tema, quello della estensione dei servizi su larga scala. Ed è una sfida veramente impegnativa perché bisogna essere realistici. Se una fondazione, pur ricca, è in grado di fare una sperimentazione e di valutarla, può realisticamente allargare questo servizio all'intera provincia, all'intera regione, all'intera comunità di riferimento? E la risposta ovviamente è no.
E da questa consapevolezza nasce il secondo ruolo che secondo me le fondazioni devono svolgere oggi, che si affianca a quello di agenti di innovazione, che io chiamo di mobilitatore di energie e di risorse della propria comunità. Allora, la prossima domanda che ci dobbiamo porre è: dove stanno queste risorse e come si fa a intercettarle? Io vi dico 5 luoghi dove secondo me ci sono delle risorse interessanti da mobilitare da parte delle fondazioni, ma in generale da parte della comunità. Allora, il primo, l'abbiamo già citato, è quello dell'innovazione e dell'efficientamento del welfare pubblico, che significa cambiare il modo con cui i flussi finanziari, i servizi di accompagnamento sono erogati. Qua c'è un margine molto grande di lavoro. Io vi cito anche alcuni esempi della nostra fondazione. Progetto Vela verso l'autonomia è un progetto sull'autonomia di vita delle persone con disabilità intellettiva che sta lavorando per il rafforzamento delle capacità di vita autonome delle persone con disabilità intellettiva al momento in cui raggiungono l'età adulta, con un approccio di lungo periodo di cui sarebbe bello parlare, ma insomma sul nostro sito internet fondazionecrc.it trovate poi tutto quanto. Oppure il progetto familiare, che è un verbo, non è solo un aggettivo, ed è un altro progetto che abbiamo lanciato con una modalità innovativa che supera anche la logica dei bandi, tra l'altro, di coinvolgimento e coprogettazione con tutto il territorio provinciale, con il quale ci occupiamo di fragilità delle famiglie. Quindi questo è un primo luogo dove si possono trovare risorse. Il secondo è quello della mobilitazione delle donazioni dei cittadini. C'è un potenziale di donazione in Italia enorme, le fondazioni di comunità conoscono e utilizzano questo canale molto bene e noi abbiamo un progetto che si chiama Donare, che prova proprio a intercettare questo canale, questa fonte di risorse. Un terzo luogo sono le energie dei cittadini, non solo le risorse economiche. Allora, mobilitare le energie, cosa significa? Sempre sul progetto Vela è stato promosso, per esempio, la nascita di un comitato di genitori di persone con disabilità intellettiva per l'attuazione della legge 162 del 98. Questo comitato batte i pugni e bussa alle porte con una energia che prima non c'era, no? Riuscendo ad aprire dei varchi che sembravano impossibili. Così come la mobilitazione del volontariato, che è un'altra leva possibile. Un altro luogo di energia e di risorse della comunità sono le imprese. Le imprese del territorio devono riscoprire in certi casi ce l'hanno ben presente, il loro ruolo di attori attivi della comunità, non solo di attori economici, e quindi welfare aziendale che dà delle opportunità di lavoro a imprese sociali, ma anche corporate social responsibility e quindi coinvolgimento attivo nell'erogazione di risorse finanziarie e di servizi. E il quinto luogo che vi cito è la progettazione europea, su cui la nostra fondazione, per esempio, è molto attiva dal punto di vista del sostegno alla progettazione, della creazione di reti, del sostegno strategico e nel cofinanziamento. Quindi luoghi dove si possono mobilitare energie e risorse economiche utili a questo progetto di estensione dei servizi. Sono sufficienti questi luoghi e queste energie? Anche qua la risposta realisticamente deve essere negativa. E allora, secondo me, occorre fare uno sforzo di visione che immagini una configurazione del sistema del welfare. Io parlo di welfare, ma lo stesso ragionamento può essere applicato ad altri ambiti di servizi rivolti ai cittadini, e che noi ci immaginiamo così, fatto come due corone concentriche, una parte centrale che sono i servizi core, i servizi di supporto, di accompagnamento, di empowerment delle persone fragili della nostra comunità, percorsi di servizi essenziali che devono strategicamente rimanere nell'ambito pubblico.
devono essere erogati da risorse pubbliche nel modo più efficiente e innovativo possibile, perché una nazione civile deve avere questa sua missione tra quelle prioritarie. Esiste però intorno a questa corona, a questa area centrale, una corona di servizi al contorno, che sono quei servizi che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Servizi per i quali esiste anche una domanda potenzialmente pagante da parte di cittadini, di famiglie, no? Allora, tutta questa grande area, adesso faccio 2 o 3 esempi, è quella in cui, secondo me, c'è il grande potenziale di sviluppo dell'impresa sociale. E l'impresa sociale ha un ruolo fondamentale dal punto di vista del completamento dei servizi destinati ai cittadini, ma anche dal punto di vista della creazione di opportunità di lavoro per i giovani. Noi, partecipando a Investor Day, intercettiamo spesso delle imprese sociali che sono esempi di autoimprenditorialità da parte di giovani che fanno dell'ideazione di nuovi servizi il loro lavoro, così come realtà invece che sono spin-off di imprese esistenti. Allora, esempi, servizi a domicilio per persone che abitano nelle aree interne, no? La nostra è una classica provincia italiana con un territorio molto disperso. Le cooperative di comunità che si occupano in modo integrato di multiservizi per poter essere sostenibili e poter però mantenere un livello di servizio per i cittadini di certe aree. Abbiamo recentemente fatto un investimento in un'impresa sociale che si chiama Humus, che fa un lavoro interessantissimo secondo me di matching tra domanda e offerta di lavoratori in campo agricolo, cercando di compensare i problemi delle imprese agricole che hanno i picchi di lavoro e mesi di inattività e il problema speculare dei lavoratori che hanno bisogno di lavorare tutti i mesi. Quindi contratti collettivi in cui più imprese assumono un lavoratore passandoselo poi di mano a seconda dei picchi di lavoro. Allora, e qua sono arrivato a confermare, no, la tesi di Priscilla sull'importanza delle imprese sociali, inquadrandolo però in una visione strategica di utilità, di ruolo e di completamento dei servizi del welfare. Poi qua si apre però un dibattito molto interessante, cioè proviamo a capire quali sono le imprese sociali, proviamo a capire chi è che fa impact washing e chi è che fa invece veramente impatto. Allora, ci sono alcuni centri di ricerca, cito Tiresia del Politecnico di Milano, che sta dando dei criteri, cioè focalizziamoci su quelle imprese che hanno una intenzionalità delle ricadute, una misurabilità dell'impatto e una addizionalità rispetto agli investitori e ai settori in cui il mercato potrebbe essere presente. E qua quindi stiamo parlando di un ambito, quello dello sviluppo dell'ecosistema delle imprese sociali, in cui le fondazioni hanno davvero tanto da fare e tanto da dire. Si può lavorare sul fronte del capacity building, quindi aiutare chi ha delle idee imprenditoriali magari in nuce, non ancora sviluppate, a diventare un vero imprenditore, percorsi di accelerazione di imprese. Noi abbiamo lanciato lo scorso anno un programma che si chiama Grand Up, Acceleriamo l'impresa sociale, che ha accompagnato un numero elevato di gruppi con tra l'altro i più variegati possibili, perché si andava dai giovani start-upari, tra virgolette, ai neopensionati che avevano voglia di mettersi in gioco, agli spin-off di cooperative sociali molto tradizionali che si hanno inventato un nuovo business e quindi esempi di imprenditori che vogliono davvero mettersi in gioco e che hanno bisogno però di un accompagnamento di accelerazione. Poi c'è il tema dell'investimento, c'è il tema del matching tra fondi di investimento, impact e imprese sociali. E noi proprio il 21 di ottobre lanceremo una grande iniziativa, si chiamerà appunto Grand Up, però sarà una cosa più allargata, che ha proprio l'obiettivo sulla provincia di Cuneo di creare l'ecosistema, cioè l'incontro tra imprese sociali e fondi di investimento. Questo incontro secondo me è fondamentale perché occorre una
contaminazione culturale tra i due mondi. Cioè bisogna evitare che la logica della finanza sia quella che guida nella selezione delle imprese sociali su cui investire. Bisogna evitare che l'obiettivo della sostenibilità e della redditività snaturi le imprese sociali. Sapete che molti fondi di investimento chiedono alla start-up o alla cooperativa sociale di creare una SRL a parte, no? In cui fare l'investimento. Allora questo ha senso, non ha senso, snatura la realtà oppure no? E d'altra parte però le stesse cooperative sociali e imprese sociali devono far sentire la loro voce ai fondi di investimento per far capire qual è il valore che portano, non sempre misurabile, come diceva Priscilla, e che va al di là anche in certi casi del rendimento finanziario. Questo è un po' il quadro, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma mi fermerei qua in questo momento. Grazie. Ottimo.